Cambiamo argomento, parliamo di turismo, sentiamo come va dal termometro di Marco Michielli, presidente regionale della Confturismo. Marco Michielli, presidente regionale della Confturismo, chiaramente c'è il pienone in questo periodo, ma guai se non ci fosse stato. Ecco, esatto, un'ottima osservazione, è come pensare Cortina che abbia buchi a Capodanno. Siamo pieni, siamo contentissimi di essere pieni, tra l'altro notiamo anche richieste di prolungamento fino al 24-27 di agosto e anche la prima settimana di settembre. Rimangono i temi sul tappeto, quelli trattati quest'inverno, c'è un calo complessivo del turismo italiano intorno al 15%, questo non può che preoccuparci ovviamente, essendo la prima regione turistica italiana, e un calo preoccupante per quel che riguarda tutto il resto del Veneto, città d'arte, montagna, le terme, la stessa Venezia e via. La stagione per quel che riguarda le spiagge, perché penso che la domanda sia quella, la stagione per quel che riguarda le spiagge è partita male il mese di maggio, male il mese di giugno, ovviamente per la crisi internazionale, per un po' di preoccupazione da parte della gente e per il pessimo tempo. Il fatto di avere gli alberghi pieni a Ferragosto significa semplicemente che come tutti gli anni siamo pieni a Ferragosto. Presidente, ma luglio è andato bene però con il bel tempo. Luglio è andato bene, sì, direi bene. I numeri vorrei vederli però alla fine, perché ci sono tutta una serie di temi che ho trattato più volte, con i quali più volte ho annoiato le persone. Sono i fatturati quelli che contano, non sono i numeri, ed è molto semplice: 10 presenze a 10 euro non valgono una presenza a 200 euro.